La Proloco di Agrigento ha deciso di organizzare il Carnevale del Mandorlo. In cosa consisterà? Sì, prendendo spunto dall'idea dell'anno scorso del professore Prato, abbiamo ripreso l'idea del Carnevale agrigentino, visto che qua non si festeggia, i bambini comunque come tutti i bambini del mondo aspettano il Carnevale per potersi vestire e girare, e abbiamo pensato di unire questa festa del Carnevale al Mandorlo in fiore, visto che ricade sulla stessa settimana. Abbiamo proposto il Carnevale del Mandorlo, alla quale parteciperanno, oltre a alcuni gruppi folk internazionali del Mandorlo in fiore, anche diverse scuole, tutte le scuole agrigentine, diverse classi delle scuole elementari. Faremo una sfilata che partirà col saluto del sindaco d'obbligo in piazza Municipio, e per poi passare dalla via Atenea, dalla piazza Aldo Moro, dal viale della Vittoria, per concludersi a piazza Cavour, dove tutte le scuole faranno una foto ricordo e un saluto sul palco. La nostra iniziativa certamente in questo campo, in questa città, ancora è agli esordi. Infatti c'è stata solo un'esperienza l'anno scorso, come diceva il presidente Cristian Vassallo, che è voluta dal professore Prato. Noi sulla stessa scia, e avendo riattivato la Proloco proprio da pochi mesi, volevamo rivitalizzare questa tradizione che in tutto il resto d'Italia, anche nella nostra provincia, ha delle esperienze molto positive, molto proficue, che invece qui da noi, diciamo, non ha avuto molto spazio, perché coincideva con la saga del Mandorlo in fiore e quindi veniva in un certo senso snobbata. Ora noi ci stiamo invece concentrando proprio su questo, ma dobbiamo ammettere che siamo all'inizio di questa esperienza. Abbiamo già avuto molte adesioni, molto entusiasmo, sicuramente dai dirigenti scolastici, poi ci sono state anche altre aziende private, agenzie che ci stanno dando una mano gratuitamente, spontaneamente, e approfittiamo dell'occasione per dire: chiunque voglia darci una mano, noi martedì mattina abbiamo bisogno di collaborazione di tutti i tipi, collaborazione anche fattiva, nel senso di chi viene a darci una mano ad organizzare la manifestazione, ma anche una collaborazione nel senso di chi voglia dare un apporto, nel senso di materiale carnevalesco, tipo mascherine, trombette, tutto quello che possa servire, perché i bambini in quella circostanza si devono divertire. Siamo consapevoli che quest'anno può essere anche un esperimento, e l'anno prossimo invece sicuramente lo organizzeremo molto meglio. Oggi state inaugurando ufficialmente l'Infopoint della Proloco. Sì, diciamo che ci stiamo mettendo un po' insieme, tanti attori che lavoriamo in questa città, per promuovere il nostro territorio, dare un'immagine bella, perché poi questo è, e quindi invitiamo tutti coloro che operano nella nostra città, tra ristoratori, albergatori, quanti hanno proprietari di strutture extraalberghiere, di portarci quanto più materiale possibile, anche per poter arricchire la nostra proposta e poter dare così un buon servizio ai turisti che verranno a visitarci. Quali sono i punti di riferimento? Stiamo cercando di promuovere la Proloco anche online, attraverso Instagram, i vari social network, per cui la proposta sarà diversificata, e al tempo stesso vorremmo promuovere quante cose, tutte le cose che abbiamo nel nostro territorio, anche i vari tour, le escursioni. Il punto di riferimento sarà questo dove siamo attualmente, cioè Spazio Temenos, e poi chiaramente online promuoveremo tutto ciò che la città propone ai turisti, ai visitatori.